Mario Draghi accetta l'incarico conferito da Mattarella per la formazione del governo, ma con riserva. Al via le consultazioni, reazioni contrastanti in Consiglio regionale speciale elettroshock alle 20:30. Il mondo delle imprese accoglie con entusiasmo l'arrivo di Draghi. Proprio in Friuli era partita una petizione per avere l'ex presidente della BCE a capo del governo. Tragedia della strada ieri a Cividale sul Ponte Nuovo. Un 44enne muore a seguito di un incidente stradale accaduto poco dopo le 21. È stato sbalzato dall'auto che poi lo ha schiacciato. Il manifatturiero torna a vedere positivo. Nel 2021 si stima una crescita del PIL del 5,1% in regione. La presidente Anna Maria Danieli avverte: non siamo ancora fuori dall'emergenza. Boom di Electrolux, quadruplicati gli utili. La Manzanese batte Arzignano e vola da sola in testa alla classifica. Nella 18ª giornata di D il Charlins ferma il Trento, cade il Chions, ultimo. Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Dunque Mario Draghi ha accettato con riserva l'incarico che gli è stato conferito dal capo dello Stato Mattarella. Ieri sera sono stati sparati dei fuochi artificiali a Udine Sud proprio per celebrare la scelta del capo dello Stato di conferire l'incarico di formare un nuovo governo all'ex presidente della Banca Centrale Europea. La consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione ed è con questa speranza e con questo impegno che rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica. Pandemia e la campagna vaccinale, dare risposta al Paese e alle famiglie in difficoltà. Mario Draghi ha accettato con riserva, come da prassi, l'incarico affidatogli dal Presidente Sergio Mattarella di formare un nuovo governo. Abbiamo l'opportunità di fare molto per il nostro Paese, con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale. Il Presidente della Repubblica aveva chiuso ad elezioni in quanto la pandemia e i tempi strettissimi del Recovery Fund non consentono di avere un nuovo esecutivo prima di 4-5 mesi, fuori tempo massimo per il futuro del Paese. Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Draghi ha confermato di volersi porre al Parlamento con grande rispetto in quanto espressione della volontà popolare, auspicando in quella unità evocata dal Presidente della Repubblica. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all'appello del Presidente della Repubblica. Ora resta da capire la maggioranza. Matteo Salvini, a nome del centrodestra, prende tempo. La via maestra è il voto, ma ascolteremo Draghi, ha detto, con Forza Italia, che potrebbe però fornire un appoggio in virtù della grande amicizia richiamata da Silvio Berlusconi. Nel centro-sinistra il Partito Democratico e le altre anime saranno al fianco del Presidente incaricato, mentre il Movimento 5 Stelle sembra vivere una fase molto complicata. La riserva sarà sciolta al termine delle consultazioni. Reazioni contrastanti ieri in Consiglio regionale dopo il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella. Questa sera dell'Elettroshock le interviste complete. Intanto nel prossimo servizio facciamo il punto su quelle che sono le posizioni dei partiti nazionali relativamente all'affidamento dell'incarico a Draghi. È giusto provare a trovare le persone che in qualche maniera evitino, come ha ricordato il Presidente Mattarella, di mettere il Paese in difficoltà di fronte a una pandemia che ancora c'è e di fronte a risorse europee fondamentali che vanno spese subito per far ripartire l'economia. Essendo abituati a valutare i fatti e i programmi e quindi quelle che saranno le proposte anche di questo governo le valuteremo di volta in volta. Di sicuro quello che noi non vogliamo è affrontare un nuovo Monti bis, perché ci ricordiamo ancora del primo governo Monti e quindi sicuramente su certe misure già definite da qualcuno lacrime e sangue noi continueremo a essere contrari e continueremo a essere dalla parte del popolo italiano. Questi ultimi fatti dicono che non c'è più il governo del monopattino e dei banchi a rotelle in questo momento di pandemia, quindi
non avere questo governo credo sia già un bel risultato. Per quanto riguarda la possibile nomina del professor Draghi, insomma, questo va sicuramente nella direzione che auspicava anche il presidente Berlusconi, cioè mettiamo in piedi un governo dei migliori, un governo delle professionalità, delle competenze. La cosa più logica sarebbe stata quella di mandare il Paese alle elezioni. Dopo ci vogliamo nascondere che non ci sono le condizioni, non capisco perché non ci siano, c'erano le condizioni bene o male per fare tutto, tutta l'Italia è tornata, quasi tutta è tornata in zona gialla, i dati ci saranno del miglioramento, quindi la vediamo un po' ma la nostra linea è questa, perché effettivamente se non c'è una maggioranza non si può fare altro. Matteo Salvini ha espresso in maniera molto chiara, oggettiva, pacata e intelligente la posizione della Lega. In questo momento è in corso a Roma un vertice del centrodestra, al termine del quale il nostro segretario esprimerà la linea del nostro movimento e credo comunque del centrodestra, rispetto alla quale naturalmente noi siamo assolutamente fiduciosi e attendisti. Abbiamo piena consapevolezza che Matteo Salvini, come sempre, saprà gestire al meglio questa situazione e prendere le decisioni migliori per la Lega e per il Paese. Il vento è cambiato, commenta così la scelta di Draghi, la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, a margine della conferenza stampa dell'ente camerale sull'andamento dell'economia previsto per quest'anno in Friuli Venezia Giulia. Presidente Mareschi Danieli, cominciamo dando uno sguardo a quello che sta succedendo a Roma. Oggi Mario Draghi sale al Colle, molto probabilmente accetterà l'incarico di guidare il nostro Paese. Cosa ne pensa innanzitutto? Posso dire che oggi è un giorno felice, oggi è un giorno che ci vede particolarmente entusiasti. Noi ad aprile avevamo sollevato la necessità di esperienza e competenza al governo, nelle istituzioni. Oggi siamo arrivati, tramite un terremoto istituzionale incredibile e tramite anche un gran coraggio di qualcuno, siamo arrivati alla situazione che speravamo. Forse ci abbiamo messo un po' troppo, ma il vento stava cambiando, ce lo ha dimostrato l'Europa con la Brexit, ce lo ha dimostrato la popolazione americana con il voto a Biden e adesso l'Italia ha la possibilità di dimostrare di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Noi ci aspettiamo un governo europeista, antipopulista, ci aspettiamo competenza ed esperienza e ci aspettiamo anche che questo nuovo governo tecnico, definiamolo, venga messo nelle condizioni di poter operare nel più breve tempo possibile nell'interesse del Paese. Quindi quanto potrà durare? Speriamo tanto, sicuramente un anno mi verrebbe da dire, almeno. Un anno non è una tempistica sufficiente per ricostruire il nostro Paese, però è una tempistica, ritengo, più che adeguata per dimostrare all'Italia e agli italiani cosa significa qualità della classe dirigente. E come Confindustria Udine anche il mondo delle imprese del lavoro autonomo plaude all'indicazione di Mattarella. Giovanni D'Apozzo, presidente di Confcommercio FVG, chiede che si riesca a formare un governo di alto profilo, di prospettiva e non solo temporaneo. Per D'Apozzo quella relativa all'entrata in scena di Mario Draghi è una buona notizia per le imprese, perché un periodo di così grande difficoltà richiede persone straordinarie, di capacità e con un grande senso dello Stato. Mattarella per D'Apozzo ha dimostrato grande saggezza, serve ora uno sforzo comune di livello alto per superare una congiuntura drammatica e accompagnare l'Italia attraverso un solido piano vaccinale oltre la pandemia, uno sforzo che deve però guardare anche ai non pochi anni che serviranno per ritornare a un'economia e a una società pre-Covid. Con Draghi l'obiettivo deve essere quello di un progetto comune, conclude il presidente di Confcommercio FVG, progetto che vada ben oltre gli interessi personali. Soddisfatto per l'incarico affidato a Draghi anche Confartigianato Udine, di fronte all'incapacità della politica di dare risposte al Paese in un momento così delicato, affidare il governo dell'Italia a una persona capace come Draghi è la scelta giusta. Questo è il commento del presidente. Graziano
Tilatti, che sottolinea come vadano prorogate le moratorie fiscali e dei mutui e come servano importanti misure a sostegno delle imprese. Tilatti si augura che questi temi siano inseriti nella primissima agenda politica del nuovo governo. Le imprese sono il veicolo che crea ricchezza e con questa alimentazione di sviluppo e solidarietà. Senza imprese e senza lavoro, conclude Tilatti, non possiamo uscire dal pantano in cui si trova oggi il nostro Paese. Voltiamo pagina con la situazione Covid in Friuli Venezia Giulia. C'è una nuova impennata di contagi oggi, ma anche con un alto numero di tamponi eseguiti. Sono 692 le positività emerse in regione, 499 risultano da 8.502 tamponi molecolari, è del 5,86% la percentuale di positività, 193 sono invece i contagi rilevati attraverso 3.195 test rapidi antigenici, il 6,4% del totale. I decessi registrati sono 17, a cui si aggiungono altre 10 morti pregresse precedenti al 28 gennaio, 63 ricoveri in terapia intensiva, 561 i pazienti Covid accolti negli altri reparti. E quella di oggi è stata la giornata dello screening di massa a Tramonti, con risultati confortanti perché sono emersi 2 soli casi di positività su 160 tamponi. 160 tamponi effettuati, 2 positività riscontrate. Questo l'esito dello screening di massa effettuato oggi a Tramonti di Sopra, in zona rossa fino al 14 febbraio, visto l'elevato tasso di casi in relazione alla popolazione. Numeri che fanno tirare un sospiro di sollievo. Ora i positivi sono 26, con 6 ricoverati, tra i quali il sindaco Giacomo Urban. La misura adottata è stata importante, è stata veramente anche sofferta, perché è logico che non è una decisione facile. Io ringrazio il Dipartimento, ringrazio la Regione, che hanno pensato insomma che per arginare un focolaio in una piccola zona come questa, dove l'espansione poteva veramente fare danni grossi, sia stata veramente importante. I test sono stati svolti dal Dipartimento di Prevenzione di ASFO in collaborazione con il Comune e la sorveglianza delle forze dell'ordine e della protezione civile. In base al numero che abbiamo tenuto conto degli effettivi residenti, che sono circa 194, in base al numero di tamponi positivi, alle persone che sono in quarantena e soprattutto il numero dei ricoveri ospedalieri, sono stati sforati tutti i parametri, per cui ci hanno fatto pensare che era meglio dichiarare zona rossa e fare uno screening di popolazione modello Sappada. Buona la partecipazione della popolazione, 160 su 230 hanno detto sì ai test. Qualcuno ha anche esposto un rosario alla finestra. Purtroppo la comunità piccola sta poco a espandersi. Siamo 4 gatti, stiamo poco a prenderlo. È contento di fare il tampone o era meglio di no? Sì, devo farlo, sì. Un atto a tutela della salute di chi vive e frequenta la Val Tramontina. E oggi il vice governatore Riccardi ha detto che nella vaccinazione al Covid-19 il coinvolgimento dei medici di base e dei pediatri di libera scelta è ritenuto essenziale, ma dovrà avvenire attraverso un'intesa nazionale che verrà poi declinata a livello regionale. Riccardi ha sottolineato che il Friuli Venezia Giulia registra performance in linea con l'intero Paese, anche grazie a una gestione prudente delle agende vaccinali che ha permesso di garantire la seconda dose a tutti i vaccinati nei tempi previsti. Sul fronte medico della pandemia, l'azienda sanitaria universitaria integrata Giuliano Isontina domani aprirà un nuovo ambulatorio dedicato ai problemi neurologici conseguenti al Covid-19 all'ospedale Maggiore di Trieste. Tragedia della strada ieri sera a Cividale sul Ponte Nuovo, dove un uomo di 44 anni del posto, Roland De Feno, è morto per le gravissime lesioni riportate a seguito di un incidente accaduto poco dopo le 21. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è andato a schiantarsi prima contro il cordolo di cemento di un marciapiede e poi si è ribaltato, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'auto che poi lo ha schiacciato. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberarlo, quindi è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine, dove però è morto poco dopo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente.
E la polizia locale di Udine cerca testimoni relativamente a un incidente che è avvenuto ieri sera tra via Cividale e via Pisino attorno alle 20, uno scontro che ha visto coinvolti una Dacia di colore scuro e un monopatino condotto da un giovane che è caduto sull'asfalto, è rimasto ferito ed è stato poi portato in ospedale. Il conducente della Dacia non si è fermato per prestare soccorso e dunque la polizia chiede a chiunque fosse stato testimone del fatto di farsi sentire ed aiutare nell'identificazione del conducente chiamando l'112 per dare informazioni utili. Versa in gravi condizioni un uomo di Bertiolo di 78 anni che ieri è stato coinvolto da un malore improvviso mentre stava sistemando un muretto che delimita una proprietà utilizzando un trapano elettrico. Ha perso i sensi e si è accasciato a terra. L'allarme è stato dato da una vicina di casa che lo ha visto esanime. Il pensionato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine, ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Potrebbe essere rimasto folgorato. Dopo oltre 7 anni in stato vegetativo si è spenta all'ospedale di Pordenone Viviana Baldo, era rimasta appunto coinvolta in un incidente stradale, lascia il marito Gianni e il figlio Nicolò che le sono sempre stati accanto. Il dolore della comunità di Pravis Domini nelle parole del sindaco. Pravis Domini piange la scomparsa di Viviana Baldo, vinta da una polmonite non legata al Covid all'ospedale di Pordenone a 49 anni. Da oltre 7 era costretta a una non vita a causa di un tremendo incidente stradale il 2 dicembre del 2013 ad Azzano Decimo, quando con la sua auto andò a sbattere contro una colonna di cemento di una casa mentre andava al lavoro a Prata, dove era commessa di un supermercato. I danni cerebrali riportati l'hanno costretta a uno stato vegetativo. A starle sempre amorevolmente accanto in questi anni di sofferenza e battaglia, il marito Gianni Siddi, carabiniere, e il figlio Nicolò, oggi maggiorenne, ai quali sono arrivati tantissimi messaggi di affetto. Viviana da 3 anni era curata a casa, dopo alcuni tentativi in varie cliniche, anche in Austria. Il marito l'ha ricordata su Facebook con un breve post e una foto. A portare la vicinanza dell'intera comunità di Pravis Domini è il sindaco Davide Andretta. Ho chiaramente appreso con grande sgomento e dispiacere la morte di Viviana. Una vicenda che negli anni ha segnato chiaramente la nostra comunità per la battaglia, le sofferenze patite da lei, ma sempre accompagnata amorevolmente dai suoi familiari. Da parte mia, di tutta l'amministrazione comunale, un abbraccio a tutti i familiari di Viviana che in questi anni l'hanno accompagnata nella sua battaglia, le sono sempre stati vicini. Il funerale sarà celebrato venerdì 5 febbraio alle 15 al Duomo di Sacile, che ospiterà mezz'ora prima anche il Santo Rosario. L'Electrolux vola nell'anno della pandemia, gli utili sono passati da 2,5 a 6,6 miliardi di corone svedesi, pari a 647 milioni di euro. A determinare questa crescita la forte domanda di elettrodomestici da parte delle famiglie rimaste a casa appunto per il coronavirus. Nell'anno della pandemia l'utile netto della multinazionale svedese Electrolux, che in Italia ha la sede principale a Porcia, è volato crescendo del 164%. Nel 2020 infatti l'utile complessivo del gruppo è passato da 2,5 miliardi di corone a 6,6 miliardi, pari a circa 647 milioni di euro. Questo nonostante il fatturato si sia attestato a 116 miliardi di corone, in flessione del 2,5% rispetto al 2019. Se i primi 6 mesi dell'anno sono stati difficili a causa del Covid, nella seconda metà del 2020 si è verificata una forte ripresa della domanda di elettrodomestici che a Porcia ha portato a un incremento degli straordinari. Basti pensare che nell'ultimo trimestre la crescita organica delle vendite ha raggiunto il 17,5%, portando quella annuale a 3,2%, con un margine operativo del 5% contro il 2,7% del 2019. Tra ottobre e dicembre i ricavi sono passati da 32 a 33,9 miliardi di corone, pari a un più 6%. Le vendite hanno beneficiato del fatto che, a partire dal lockdown di un anno fa, i consumatori sono rimasti di più fra le mura domestiche e investito buona parte dei soldi a disposizione sulla casa. Per quanto riguarda il 2021, Electrolux prevede una forte domanda di elettrodomestici nel primo semestre, che potrebbe attenuarsi nella seconda parte dell'anno. Molto dipenderà dall'andamento della pandemia. L'industria friulana riparte dopo un anno in trincea. Nel 2021 si stima una crescita del PIL al più 5,1% in Friuli Venezia Giulia. Non siamo fuori dall'emergenza, ma dobbiamo guardare al futuro partendo dal lavoro, ha sintetizzato la presidente degli industriali friulani Anna Mareschi Danieli.
Innovazione, formazione, sostenibilità ambientale e sociale, natalità e famiglia sono i temi che devono essere al centro dell'agenda politica e i driver di sviluppo per le attività di impresa. È questa la vision di Confindustria Udine, illustrata a Palazzo Torriani in occasione della conferenza stampa di inizio anno. L'incontro si è aperto con l'analisi congiunturale dell'economia friulana. Il PIL della regione chiude il 2020 in calo del 9,3% rispetto all'anno precedente, un dato migliore rispetto alle previsioni, mentre per il 2021 ci si attende una crescita del più 5,1% inferiore alle stime. L'economia della regione, dopo la contrazione senza precedenti dovuta alla pandemia registrata nella primavera 2020, ha segnato in estate un rafforzamento decisamente superiore alle attese, supportato anche da una maggiore tenuta del manifatturiero e da un robusto rimbalzo delle esportazioni. Siamo ancora nell'emergenza, però quello che va cambiato in questo momento è che non dobbiamo più ragionare esclusivamente come un paese in emergenza, ma dobbiamo cominciare a ragionare con una visione per uscire dall'emergenza, quindi di futuro. La questione demografica è ciò che crea una serie di problematiche a catena, andando a distruggere potenzialmente tutti gli sforzi che sono stati fatti e che verranno fatti in futuro. Quindi se non si parte dalla risoluzione di questa problematica di base, quindi demografia significa sostenibilità economica e psicologica delle famiglie italiane, è inutile che andiamo ad investire risorse e tempo in tutto il resto. Ha parlato anche di cittadinanza d'impresa. Cittadinanza d'impresa perché? Perché parliamo di una visione, di una cultura anti-impresa in Italia, e questo guardando alle imprese in maniera diffidente, quando invece ci sono, la maggior parte delle nostre imprese ha un comportamento estremamente etico. 3 febbraio 2016, 3 febbraio 2021, così ha scritto la mamma di Giulio Regeni, Paola Defendi, sui social in un post che ricorda i 5 anni esatti trascorsi dal giorno del ritrovamento del cadavere del ricercatore di Fiumicello lungo l'autostrada che collega il Cairo ad Alessandria d'Egitto. Oltre alle 2 date, Defendi ha condiviso sui social anche un post del collettivo Giulio Siamo Noi, risalente a 2 anni fa. In questi 3 anni, scrivevano, abbiamo imparato a conoscere un ragazzo che incarnava la parte più bella di questo paese e in cui tanti ci riconosciamo. Da quel giorno viviamo tutti in un modo più consapevole e critico. Nuovo lutto per la Chiesa udinese che piange la scomparsa di Don Antonio Castagnaviz, classe 1933. Il parroco era originario di Premariaco, fu ordinato sacerdote 62 anni fa e nominato vicario parrocchiale a Sedilisi Tarcento, dove rimase fino al 61 quando divenne parroco di Monte Aperta, nominato dall'allora arcivescovo Monsignor Zaffonato. Nel 70 fu poi nominato parroco a Rive d'Arcano, dove rimase per ben 39 anni e dall'82 assumendo anche la guida della vicina parrocchia di Rodeano Basso. Ritirato in quiescenza nel 2009, prestava servizio nella parrocchia udinese di San Giorgio in Borgo Grazzano. Ed è scomparso uno fra i primi volti di Telefriuli. Luisa Zilli, 83 anni, aveva condotto insieme a Nevio Ferraro una delle trasmissioni maggiormente seguite tra la fine degli anni 70 e gli anni 80. Telefriuli ricorda uno dei suoi primi volti, Luisa Zilli, scomparsa a 83 anni. Il suo sorriso, la sua dolcezza, la capacità di comunicare con le persone rimarranno nel cuore di quanti l'hanno conosciuta e hanno avuto modo di apprezzare la sua grande professionalità. Era la fine degli anni 70, un periodo in cui le televisioni private stavano cominciando a nascere e a proporsi quale alternativa alla TV di Stato. Luisa Zilli ha fatto parte di questa schiera di pionieri che hanno creduto nelle idee all'avanguardia di un gruppo di imprenditori e professionisti friulani animati dalla volontà di dare voce al Friuli. I suoi primi impegni nell'emittente televisiva furono la conduzione di notiziari, le prime edizioni di una trasmissione divenuta appuntamento settimanale irrinunciabile per molti friulani, Guarda dove vai, accanto a Nevio Ferraro. Nel 2018, in occasione del quarantennale di Telefriuli, Luisa era stata ospite della trasmissione Lo sapevo, condotta da Alexis Sabot. Allora una delle poche trasmissioni e televisioni
importanti. E appunto facevano questi giochi, questi incontri ed era una gran bella trasmissione. Guarda dove vai, era un motivetto. Io l'altro giorno sono andata con degli amici in un ristorante, sono entrata che cosa vuoi, ormai sì, io anche sono un po' schiva e mi ha detto è arrivata, guarda dove vai, e ha detto ma ve lo ricordate? Certo, la musichetta è come? Il Comune di Udine intende realizzare in città 2 boschi urbani, uno sul terreno dell'ex caserma Piave e l'altro dove sorgeva Cascina Maurone, con lo scopo di recuperare queste aree della città abbandonate per decenni e renderle a misura di famiglia. Udine punta a essere la prima città in regione e la terza in Italia a realizzare questo genere di intervento come modello di salvaguardia e valorizzazione del verde e della sostenibilità ambientale. A tal proposito c'è un accordo con Arbonio e Società Benefit, nata da una collaborazione tra Fondazione Cassa Depositi e Prestiti e SNAM, accordo che prevede l'individuazione di terreni oggetto di possibili progetti di imboschimento. In attesa del via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo stilato dalle regioni relativamente alla riapertura degli impianti, Sappada si prepara alla ripartenza, ma c'è anche invece chi non ci crede più e riaprirà solo per l'estate. Le regioni hanno aggiornato il protocollo sanitario per l'apertura degli impianti di risalita, al momento prevista per il 15 febbraio. Ora si attende l'ok del governo. Il protocollo prevede la chiusura degli impianti nelle zone rosse, un'apertura parziale al 50% della capienza per quelle in zona arancione. Previsto l'utilizzo obbligatorio delle mascherine, un tetto massimo di ski pass giornalieri vendibili, prenotazione online dei biglietti, misure per la gestione dei flussi e per evitare le aggregazioni di persone, anche in coordinamento con le strutture alberghiere. Così impostato e nel suo rispetto, cosa che sicuramente avverrebbe nelle montagne, perché ricordiamoci che in montagna c'è un'etica che tante volte si dimentica, ci sono delle regole che vengono applicate in maniera rigida, in maniera ferrea. Si sarebbe potuti partire e in questo modo comunque viene sicuramente tutelata la salute del nostro ospite, ma anche degli operatori alla stessa stregua. Chi si è già rassegnato, c'è chi è entrato nel mood di appunto abbandonare l'idea di poter aprire, di poter vedere movimento turistico in questa stagione invernale ed è già proiettato verso l'estate con la programmazione, con la promo commercializzazione. C'è chi invece ancora ha fiducia, è logico che anche aprendo non si andrebbero a colmare le gravi perdite dei mesi passati, però sarebbe sicuramente un segnale positivo. Dopo la pubblicità Sport FVG parleremo di Udinese, di calcio femminile ma anche di Serie D, perché oggi si è giocata la 18ª giornata con la Manzanese che vola da sola in testa alla classifica, il Charlins che ferma il Trento, cade il Chions. Ultimo, grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buon proseguimento di serata su Telefriuli.